Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo del rituale di Marte, il prossimo ebook che troverete a giorni sul Giardino dei Libri e che appunto è rivolto alla potenza astrale Marte. È importante che sappiate intanto in quale ambito Marte lavora. Marte è risaputo essere il signore della guerra, è associato appunto alla Sefira Gevurah, che è la Sefira della forza, del rigore, e dunque Marte porta questa componente nella nostra vita e già sicuramente all'interno di ciascuno di noi come potenziale c'è chi porta appunto i valori marziani molto più sviluppati, c'è chi probabilmente ce li ha assenti e dovrà fare un lavoro di riequilibrio, ma in linea potenziale abbiamo tutti, comunque anche con l'assenza, un influsso marziano, di tipo marziano. Dunque conosciamo questo influsso dentro di noi, entriamone in contatto, impariamo a gestire la forza, a gestire al negativo anche l'ira, il potenziale violento che al positivo invece diventa un potenziale di rigore che ci permette appunto di avere quella forza, quella determinazione, quel coraggio per affrontare le nostre prove, per arrivare al fondo dei nostri compiti. Per chi non conoscesse l'astrologia, ma anche per quanti la conoscono, Marte sappiamo appunto essere il signore della guerra, essere degli astri quello più forte, quello che porta prove, lotte, battaglie, discussioni. Sappiamo anche che influisce tramite due costellazioni. Una è la costellazione dell'Ariete nel dominio diurno e la costellazione dello Scorpione nel dominio notturno. Abbiamo qui infatti due aspetti marziani ben differenti, come due proiezioni, due aspetti di una stessa medaglia, ma complementari fra loro eppure opposti. Abbiamo infatti nella costellazione dell'Ariete l'intraprendenza, lo spirito di iniziativa, i valori più focosi di Marte, e dunque il coraggio, la capacità di lanciarsi e di voler vincere, prevalere su tutti gli avversari, ma anche nelle situazioni, il gusto di essere i primi, gli iniziatori delle cose, ma anche quella competitività che è tipica di grandi sportivi, per esempio. Non è un caso infatti che il rituale di Marte possa propiziare anche appunto vittorie in caso di competizioni agonistiche e di sport ad alto livello. Per quanto riguarda invece il suo dominio notturno, Marte porta la capacità di fare grandi strategie, di percepire, presentire le mosse dell'avversario e di muoversi di conseguenza. Marte nello Scorpione influisce dando la capacità appunto non solo strategica ma anche di affrontare un nemico senza essere visti, senza essere scoperti, senza manifestare o mostrare le proprie intenzioni. Dunque ci dà una visione, un lato oscuro, diciamo così, della medaglia, un lato più introspettivo, un lato più interiorizzato. Non per niente lo Scorpione appartiene appunto all'elemento acqua ed ha forti queste caratteristiche connesse con l'inconscio, con la capacità di percepire e sentire anche le cose nascoste. Infatti lo Scorpione è associato all'8ª casa, che è la casa dell'occulto, dell'inconscio, di tutto quello che appunto è nascosto. Mentre l'Ariete è la prima casa, lo sappiamo, ed è la casa appunto dell'io, di ciò che si manifesta, di tutto ciò che noi andiamo a fare in prima persona o che consideriamo di noi stessi. Ecco che abbiamo due aspetti molto interessanti e molto forti che Marte è in grado di
amplificare in noi o di bilanciare in noi. Ma veniamo ai motivi per cui un rituale del genere possa ritenersi importante. Intanto, come ogni rituale, tutto quello che è la simbologia esteriore, tutto quello che è gli atti proprio esteriori che vengono posti in opera sono nient'altro che una manifestazione di ciò che noi andiamo a muovere dentro di noi. Noi usiamo il simbolismo esteriore, il pretesto di mettere in scena determinate cose perché tramite il dialogo degli archetipi e dei valori simbolici di ciò che noi diciamo o facciamo, muoviamo delle leve e delle cose dentro di noi, delle forze dentro di noi. Ricordiamoci sempre che tutto ciò che è esteriore trova una sua componente interiore, il macrocosmo e il microcosmo sono sempre perennemente connessi e noi siamo una perfetta manifestazione del macrocosmo nel microcosmo. Dunque, quando noi agiamo esteriormente, per questa connessione, per questa legge universale, ecco che noi lavoriamo internamente. È chiaro che quando agiamo in questo modo dobbiamo sempre mantenere la nostra consapevolezza di stare facendo un lavoro interiore, sebbene accendiamo una candela, sebbene la ungiamo, sebbene recitiamo dei salmi, noi dobbiamo restare concentrati nel nostro scopo, ma anche nella nostra consapevolezza di stare agendo dentro di noi. È importantissimo per avere il massimo dei risultati, questo sempre. Dunque, perché il rituale di Marte? Il rituale di Marte ci serve appunto a portare equilibrio. Se viene utilizzato come un lavoro interiore, deve essere applicato allo scopo di conoscere le forze marziane dentro di sé, allo scopo di vederle manifestarsi nella nostra vita, imparare a gestirle, a capirle, a vedere come agiscono e a portare appunto equilibrio laddove siamo troppo impulsivi o sconsideratamente coraggiosi. È chiaro che siamo di fronte a degli eccessi marziani, come anche quando siamo troppo litigiosi e non perdiamo insomma occasione per imporre una nostra visuale delle cose o per dirigere e comandare quasi senza tenere in conto, in considerazione la volontà degli altri o altri punti di vista, altri bisogni, altre prospettive. Dunque è importante per capire dentro di noi un po' le forze in gioco, conoscere determinate caratteristiche. Per quanto riguarda invece un lavoro più, diciamo, meno interiorizzante, meno di ricerca, ma più pragmatico, Marte ci verrà in soccorso per proteggerci dagli attacchi occulti, perciò dagli attacchi di invidie e gelosie che già costituiscono un attacco occulto negativo nei nostri riguardi, ci tutelerà ma anche non solo da queste forme che possono diventare perniciose nel tempo ma che non hanno comunque nulla a che vedere con ritualistica pesante che possa essere inviata alle persone, ecco che dunque Marte comunque aiuta anche nei casi di attacchi più seri, più importanti. Una cosa importante da dire è che Marte è collegato anche al recupero fisico. Non ho detto infatti prima che una delle caratteristiche, ad esempio, dei nati sotto gli influssi di Marte è quella di recuperare molto velocemente lo squilibrio eventuale psicofisico e dunque anche recuperare le forze. È connesso al vigore sessuale Marte, è connesso alla sessualità, anche perché appunto è direttamente collegato cioè è l'aspetto maschile che corrisponde all'aspetto femminile di Venere. Mentre Sole e Luna sono abbinati fra loro, Marte e Venere hanno un loro abbinamento molto più terrigeno
ma di pari importanza, dunque rappresentano le manifestazioni di natura fisica. Dal punto di vista appunto fisico, Marte permette di rilanciare relazioni la cui sessualità è sopita, dove non c'è più molta attrazione fra i coniugi o fra i partner. Dunque anche in questo caso Marte può essere di aiuto. Ma ancora Marte è utile nelle questioni di natura legale, per far valere le proprie ragioni, per vincere ogni forma di avversario, per far riportare giustizia. Marte è il giusto senza pietà, dunque fa ottenere il proprio scopo in modo molto netto e con qualunque mezzo. Dunque è chiaro che qua vanno usate le massime precauzioni e comunque è spiegato tutto all'interno delle book. Le book come gli altri appunto è possibile acquistarlo su Il Giardino dei Libri, dove appunto ho spiegato passo passo tutto l'occorrente per eseguire il rituale e i tempi, le modalità, eventuali precauzioni, troverete i circuiti necessari per effettuare il rituale radionico e insomma è tutto spiegato passo passo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi sarò grata ovviamente per il vostro acquisto e la vostra preferenza e sono sicura che ne farete tesoro. Ho spiegato comunque tutto molto bene e spero appunto che anche in questo caso vi possa beneficiare. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro un buon proseguimento. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!